Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Processo Open Arms, a Palermo l'arringa difensiva dell'avvocato Bongiorno su Salvini. Invece di bighellonare la ONG poteva andare in Spagna, suo Stato bandiera. Assegnata la scorta anche alla PM Righi, intanto la Lega scende in piazza per Salvini. Mattarella, il presidente dell'Albania, a Piana degli Albanesi per una visita alle comunità arabesche della Sicilia. Il capo dello Stato, per Italia e Albania, legate da grande amicizia e fratellanza, non c'è che l'Europa. Famiglia risarcita per la morte del marito a causa del vaccino AstraZeneca contro il Covid. La sentenza, destinata a fare giurisprudenza ad Agrigento, riconosciuto il nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino e il decesso di un uomo di 35 anni nell'aprile del 2021. Catania, ultimati gli interventi di pulizia del torrente Forcile, ma con la pioggia l'incubo allagamenti si ripresenta. I residenti abbiamo paura, ma da Santa Maria Goretti non andremo via. Crisi idrica, ad Agrigento disagi senza sosta con interi quartieri con i rubinetti a secco. A Caltanissetta sit-in di associazioni, partiti, cittadini e sindaci della provincia. Calcio, il Catania domenica a Foggia con la stessa formazione che ha battuto l'Altamura, trasferta vietata ai residenti in Sicilia. Bentrovati. In apertura il processo Open Arms che si sta svolgendo a Palermo. L'avvocato di Salvini, Giulia Bongiorno, al termine della sua arringa assolvere Salvini, fatto non sussiste. Il vice premier, questo è un processo politico. Il 20 dicembre la Camera di Consiglio per la sentenza. Vediamo. Assoluzione perché il fatto non sussiste. Questa la richiesta dell'avvocato Giulia Bongiorno, chiudendo la sua arringa in difesa di Matteo Salvini al processo Open Arms. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver ritardato lo sbarco di 147 migranti a bordo della nave ONG Open Arms nell'agosto del 2019. L'accusa ha chiesto la condanna a 6 anni di carcere per l'allora ministro degli interni e attuale vice premier. Questa è stata la battaglia, ha detto la Bongiorno, di Salvini sui diritti che sono diversi dalle pretese. Open Arms aveva innumerevoli possibilità di far sbarcare i migranti e ha detto innumerevoli no. È stato offerto un posto, cioè un posto sicuro in Spagna, è stato detto di no. È stato proposto loro di scendere per varie ragioni con qualsiasi tipo di motivazione, è stato detto no. Quindi la verità è che non c'è stato nessun sequestro. Paura zero, questo è solamente un processo politico. Il tweet invece di Matteo Salvini, che al termine dell'udienza non ha voluto rilasciare altre dichiarazioni. La competenza non era dell'Italia, la giurisdizione era della Spagna. Nonostante questo, in realtà l'Italia ha aperto più vie di uscita e l'Italia si è messa in ginocchio per fare scendere i migranti, in ginocchio. La replica di Oscar Camps, fondatore di Open Arms. Abbiamo voluto costituirci parte civile e affrontare quasi 30 udienze perché riteniamo che noi, come le persone a bordo, abbiamo subito un danno. Prossima tappa del processo il 20 dicembre. In quella data sono previste le eventuali controrepliche e poi la Camera di Consiglio per emettere il verdetto. E mentre la Bongiorno sosteneva la sua arringa, la Lega scendeva in piazza a Palermo per manifestare solidarietà a Matteo Salvini, polemiche con l'opposizione. Sentiamo il servizio. Militanti, senatori, ministri, deputati, tutti in piazza in sostegno di Matteo Salvini. La Lega, nel giorno dell'arringa dell'avvocato Bongiorno al processo Open Arms, si stringe intorno al suo segretario, tutti a piazza Politiama con questa t-shirt, colpevole di aver difeso l'Italia. Articolo 52, la difesa della patria è sacro dovere dei cittadini. Io sto con Salvini. Difendere i confini non è un reato, anzi è giusto e doveroso per un ministro, e Salvini ha portato avanti quella che era una linea di tutto il governo e quindi speriamo che cose vadano bene, insomma. È un processo politico, è un'assurdità. Siamo felici di avere tanti parlamentari qui in Sicilia, è chiaro che avremmo voluto averli per parlare di infrastrutture, di porti, di aeroporti. Non sono però mancate le polemiche per la manifestazione pro Salvini. La segretaria del PD, Elly Schlein, dice: è vergognoso che 3 ministri scendano in piazza contro la magistratura con PM messi sotto scorta per l'odio che questa destra fomenta. Nel corso della manifestazione anche la contestazione isolata di un cittadino palermitano.
Sergio Mattarella è il presidente dell'Albania in visita questa mattina a Piana degli Albanesi, un incontro che punta a rafforzare i legami storici, culturali e politici che uniscono l'Italia e l'Albania, appunto. Emanuela Corsi. Lunghi applausi e un coro di bambini vestiti con gli abiti tradizionali albanesi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica d'Albania Baran Begaj, arrivati questa mattina a Piana degli Albanesi per una visita alla comunità Arbresh in Sicilia. Ad attendere l'arrivo del Capo dello Stato il Governatore Schifani, il Sindaco di Palermo Lagalla, il Prefetto Mariani e il Sindaco di Piana degli Albanesi Petta. Dopo l'incontro in piazza Vittorio Emanuele, il trasferimento a piedi verso il Museo della Cultura Arbresh Nicola Barbato e la visita museale. Poi per i due presidenti tappa nella cattedrale di San Demetrio e l'incontro presso il Teatro del Seminario. Tra i nostri due paesi oggi si sviluppa un fortissimo interscambio economico, culturale, di relazioni personali, avvicinando ancora di più i nostri due popoli. Capisaldi di questa amicizia sono i valori di libertà, di indipendenza, di democrazia, testimoniati dalla comune appartenenza all'Alleanza Atlantica e in prospettiva alla Unione Europea. L'Italia, concluso il Capo dello Stato, è una convinta sostenitrice di questo approdo, da realizzare velocemente per l'intera regione dei Balcani occidentali. Dopo l'incontro, la deposizione di una corona di fiori a Portella della Ginestra, teatro dell'eccidio da parte della banda criminale di Salvatore Giuliano, che l'1 maggio del 47 sparò contro la folla di contadini riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti e numerosi feriti. Mi ha violentato in spiaggia, la denuncia di una turista a Termini Imerese, arrestato un 35enne pregiudicato con l'accusa di violenza sessuale e rapina aggravate. La donna ha denunciato di essere stata derubata del cellulare e poi assalita in pieno giorno nella zona portuale di Termini Imerese. L'uomo è stato identificato grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza e anche grazie ad alcune testimonianze. Smaltivano i rifiuti in maniera non corretta, mescolando le varie frazioni. Con l'accusa di frode e traffico, dovremmo vedere anche le immagini, e traffico illecito di rifiuti, i carabinieri a Barcellona, Pozzo di Gotto nel Messinese hanno interdetto l'attività per 6 mesi a 3 imprenditori, sequestrate le aziende e le quote sociali delle 3 imprese. Risarcimento per morte. Ad Agrigento è morto dopo la prima dose del vaccino anti-Covid AstraZeneca. Adesso la famiglia ha ottenuto il risarcimento. Sentiamo la storia da Davide Sardo. È stato riconosciuto il nesso di casualità tra la somministrazione del vaccino anti-Covid ed il decesso di un agrigentino di 35 anni che nell'aprile del 2021 si era sottoposto alla prima dose di AstraZeneca. 10 giorni dopo la vaccinazione, l'uomo, sposato e padre di 3 figli, è morto improvvisamente. L'autopsia ha rivelato la causa: miocardite. La moglie si è rivolta ad un avvocato che ha proceduto contro il Ministero della Salute e ha ottenuto il risarcimento dallo stesso Ministero. Finora l'incertezza della diagnosi e le conseguenti difficoltà a stabilire il nesso di casualità con il vaccino hanno impedito di accedere ai ristori economici. Adesso la svolta, come spiega l'avvocato Farrugia. E questo riconoscimento apre lo spazio anche a possibili azioni di natura risarcitoria da promuovere sia contro la casa produttrice sia eventualmente contro il Ministero della Salute. Ricordo a tutti che il vaccino ci è stato proposto per prevenire il contagio, ma l'esperienza ha dimostrato che non preveniva il contagio. Il ristoro al momento è di 75.000 euro, quindi capite che è minimo, ma neppure molti non sanno che hanno questo diritto a questo beneficio. Che esiste una legge, che è la legge 210, che consente a tutti coloro i quali hanno subito danni da vaccinazioni obbligatorie o anche solo raccomandate, possono presentare una domanda al Ministero della Salute e nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il nesso hanno diritto a questo ristoro che, ripeto, è minimo. A conclusione di un lungo iter, la moglie è riuscita dunque a ottenere l'ammissione del Ministero della Salute e quindi il diritto all'indennizzo a carico dello Stato. Un risultato importante che apre la strada al riconoscimento dei danni da vaccinazione anti-Covid.
Allerta meteo arancione domani in Sicilia e scuole chiuse a Catania. Lo comunica appunto il sindaco di Catania Enrico Trantino con un annuncio sui social, su Facebook. Scuole chiuse domani a Catania per l'allerta meteo arancione che è stata diramata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile in Sicilia. Previsti temporali che potranno creare criticità nelle zone a rischio idrogeologiche, forti venti in particolare sui settori ionici e sullo stretto di Messina. Le temperature scenderanno e si assesteranno intorno ai 23-24 gradi e proprio per questo, per il rischio idrogeologico, c'è ancora apprensione al villaggio Santa Maria Goretti. Sono stati ultimati gli interventi di pulizia del torrente Forcile, ma con la pioggia appunto l'incubo allagamenti si ripresenta. I cittadini dicono: abbiamo paura, ma da Santa Maria Goretti non andremo via. Tonino De Mano. Dopo le allarmate segnalazioni degli abitanti di Santa Maria Goretti ed un nostro servizio TG, sono stati effettuati e si sono conclusi in tempi record gli interventi di pulizia del torrente Forcile. Senza arbusti, adesso lo vedete, l'acqua scorre senza ostacoli e la differenza è sotto gli occhi di tutti. Basterà ad evitare i temuti allagamenti? La risposta è no, tanto che i residenti sono preparati al peggio. Questo è l'unico modo per difendermi dall'acqua. Mentre gli esperti dicono di stare a casa, qua è al contrario. Usciamo fuori perché per gli allagamenti ci mettiamo in sicurezza. Io, la mia macchina, perché da 20 anni che io la casa non la aggiusto più perché no, sono soldi buttati via. Si può dare sotto l'acqua 20 cm a questo, è stato mobili e robe. Facendo un giro per il villaggio, la preoccupazione è tangibile, specie in questo periodo tristemente noto per le temute bombe d'acqua. E non mancano le polemiche anche dopo la paventata ipotesi rilanciata dal sindaco Trantino durante il focus di delocalizzare gli abitanti di Santa Maria Goretti, in poche parole, di trasferirli a Librino. Sbagliatissimo. Uno, perché io ad esempio a 67 anni sono nato qua, quindi siamo molto affezionati al nostro quartiere. Poi se il signor sindaco vuole costruire le case, li costruisca per coloro che non ce li hanno. Che noi abitiamo qua da 70 anni. Abbiamo costruito, lui dice che siamo tutti abusivi, lui dice, però noi paghiamo tutto qua. Lui ci deve mettere in modo e in condizioni di poter cambiare una voce 50 anni qua. A noi che non resta che affidarci a Santa Maria Goretti. E rimaniamo a Catania, dove la Fiera dei Morti è a rischio dopo l'esclusione per una irregolarità fiscale della ditta che si era aggiudicata il bando. Il Comune adesso prova la carta della manifestazione di interesse verso altre imprese, ma il tempo stringe. Orazio Longo. Si corre al Comune di Catania per organizzare la Fiera dei Morti dopo l'esclusione per una irregolarità fiscale dell'unica ditta che aveva partecipato alla gara per l'organizzazione della manifestazione in programma dal 25 ottobre al 3 novembre nel sito del parcheggio scambiatore AMTS di Fontanarossa, ditta che si è però riservata di adire le vie legali. Palazzo degli Elefanti tenta nuove strade per non doversi ritrovare nell'impossibilità di mettere in piedi il tradizionale evento dei catanesi e lancia un avviso di manifestazione di interesse nei confronti di altre imprese. Il problema è un piccolo problema fiscale, però la normativa sugli appalti ci impone di non poter assegnare a questa società la gestione della Fiera dei Morti. Abbiamo appena pubblicato un nuovo avviso che permetterà a qualsiasi società o associazione di partecipare all'organizzazione della Fiera dei Morti. Questo si potrà fare tramite PEC a suap.catania@pec.it entro e non oltre martedì alle ore 10. Da lì pensiamo che qualcuno si presenti e possiamo organizzare finalmente la Fiera dei Morti dell'edizione 2024. L'avviso scadrà quindi martedì prossimo 22 ottobre alle 10 del mattino, dopodiché si procederà all'assegnazione tenendo conto dei criteri di affidabilità e di referenzialità discrezionalmente in base al curriculum. Rimane però il rischio di impossibilità di organizzazione nel caso in cui nessuno si dovesse presentare. Palermo, confische e sequestri di beni ai reggenti delle famiglie mafiose dei quartieri storicamente dominati da Cosa Nostra. Maglio Viola.
Dal Borgo Vecchio a Tommaso Natale e dunque dal mandamento mafioso di Porta Nuova a quello della Piana dei Colli, tutto a Palermo. Scattano confische e sequestri beni per i presunti reggenti delle famiglie mafiose storiche dei quartieri palermitani, che si trovano al centro di altrettanti importanti mandamenti per Cosa Nostra. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a 2 misure patrimoniali emesse dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale. Il primo provvedimento di confisca riguarda Girolamo Ciresi, 76 anni, arrestato nell'operazione Pantarrei, ritenuto appartenente al mandamento mafioso di Porta Nuova e alla famiglia di Palermo Borgo Vecchio. Ciresi si sarebbe occupato delle estorsioni ai danni degli esercizi commerciali dell'intera zona. La Corte d'Appello ha dichiarato irrevocabile la confisca dei beni per 700.000 euro. Il provvedimento di sequestro era stato emesso a gennaio del 2022. Passano nella disponibilità dello Stato un appartamento a Palermo, una villetta a Carini, un terreno e un fabbricato sempre a Carini e 8 passaporti bancari. Un altro decreto di sequestro è stato eseguito nei confronti di Salvatore Fiorentino, 42 anni, arrestato nell'operazione Bivio e accusato di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale. Sono stati sequestrati un ufficio composto da 15 stanze a Palermo in via Perpignano, un'autovettura e un rapporto bancario. L'inchiesta sui fondi europei per i corsi professionali finiti nelle casse del movimento politico del senatore Papania svela un settore che distribuisce oltre 100 milioni all'anno di finanziamenti pubblici, ma dove i lavoratori non prendono lo stipendio da 4 mesi. Laura Spanò. L'inchiesta della finanza, che ha visto ancora una volta coinvolto l'ex senatore alcamese Nino Papania nelle indagini sui soldi della formazione professionale provenienti da fondi europei finiti attraverso vorticosi giri a finanziare il movimento politico Via da lui fondato, fotografa cos'è diventata la formazione professionale 2.0 in Sicilia. Da un lato un settore che elargisce oltre 100 milioni all'anno di finanziamenti pubblici, ma dove i lavoratori non prendono lo stipendio da 4 mesi e gli enti sono in attesa dei crediti anche da 3 anni. Dall'altro il sistema illegale ideato e messo in pratica dall'ex senatore, che grazie ai finanziamenti dei corsi aveva trasformato il movimento politico in uno strumento di scambio per ottenere appoggi elettorali. Favori elargiti a consiglieri comunali e a loro parenti. Dal 2020, anno della fondazione, il movimento ha attratto numerosi politici del Trapanese, tantissimi cambi di casacca. Posti spesso assegnati senza rispettare i requisiti professionali necessari venivano utilizzati per consolidare il potere di Papania. In alcuni casi venivano creati falsi curricula per giustificare le assunzioni. L'inchiesta, scattata nella primavera del 2022, coordinata dalla Procura di Marsala e da quella europea di Palermo, ha accertato il ruolo di dominus dell'ex parlamentare. Papania ha l'ultima parola su tutto ciò che riguarda le assunzioni dei candidati e le sorti dell'ente. Oltre ai domiciliari, a Papania è stato notificato in carcere il divieto di dimora nelle province di Trapani e Palermo, stessa cosa per Manfredi Vitello. Angelo Rirocca invece divieto di dimora nel Trapanese, mentre a Ignazio Chianetta divieto di esercitare uffici direttivi e imprese. Allarme sicurezza a Pachino, risse e lanci di oggetti tra tunisini che si ripetono quasi ogni sera. I residenti del comune del Siracusano hanno paura e chiedono più controlli. Il sindaco ha fatto presente la situazione al prefetto di Siracusa, Francesco Loi. Quando tramonta il sole sorge la paura. Siamo a Pachino, nel Siracusano, e immagini come queste qui si vedono ogni giorno. Si ubriacano, ci sono risse, un po' di tutto, anche in presenza delle forze dell'ordine. Se noi chiamiamo l'intervento delle forze dell'ordine non arrivano. Soprattutto dopo una certa ora il problema sono gli extracomunitari, fanno liti, si rompono le bottiglie addosso. L'altra sera hanno portato un extracomunitario con la testa rotta all'ospedale. Lanci di oggetti, bottiglie di vetro rotte che diventano armi. Le risse si ripetono di continuo. I protagonisti, giovani tunisini che lavorano nella zona. Scene di guerriglia urbana che fanno paura. Chi vive qui, prima di uscire la sera e non solo, ci pensa 2 volte. C'è la paura. A un certo orario è preoccupante uscire, purtroppo. Lei ha visto qualche rissa? Ma sì, ne succedono tante anche di pomeriggio. Non hanno orari. Speriamo che fanno qualcosa per
per la zona, perché è un peccato abbandonare la zona di Paghino qua. Lei è tunisino, ma perché alcuni suoi connazionali qui scatenano le risse? Non lo so. Ma lei conosce qualcuno? No. Proprio ieri il sindaco Gambuzza è stato in prefettura. È una riunione molto proficua in cui si è stabilito di intensificare i controlli nel territorio in modo che la popolazione di Paghino possa avere la sanità e possa essere più tranquilla. Adesso quindi si spera nell'intensificazione dei controlli in un comune di poco più di 20.000 abitanti, dove la maggior parte dei tunisini però si è integrata con i pachinesi. Crisi idrica ad Agrigento senza sosta e disagi con interi quartieri con i rubinetti a secco. A Caltanissetta sit-in di associazioni, partiti, cittadini e sindaci della provincia. Sentiamo Rita Cinardi. Mentre continua la crisi idrica in Sicilia, la Regione fa sapere che è pronto un piano con 130 interventi che vanno dai dissalatori alla pulizia dei letti degli invasi artificiali, passando per la riparazione della rete idrica ridotta a colabrodo, ai potabilizzatori per le acque reflue. Ad Agrigento intanto continuano i disagi con interi quartieri con i rubinetti a secco, la penosa turnazione e manifestanti sempre davanti al municipio per chiedere la risoluzione definitiva del problema. Le proteste vanno avanti a macchia di leopardo in tutta la Sicilia. A Caltanissetta associazioni, partiti, cittadini ma anche sindaci della provincia hanno preso parte ad un sit-in davanti all'Assemblea Territoriale Idrica per rivendicare il diritto all'acqua. La distribuzione idrica, che in questo momento nel capoluogo nisseno avviene con turni di 6 giorni, nelle ultime ore ha subito un ulteriore slittamento per un disservizio con le zattere galleggianti dell'invaso Ancipa a causa di un guasto lungo la linea. A lungo applaudito il vicario del vescovo, Monsignor Onofrio Castelli, il quale ha invitato i politici a non fare promesse che non possono mantenere. Arriva nei cinema Paolo Vive, un docufilm sul giudice Borsellino. Interviste intime, testimonianze inedite e filmati d'archivio per non dimenticare l'impegno e il coraggio del giudice ucciso dalla mafia nella strage di Via D'Amelio. Emanuela Corsi. Sono passati più di 100 anni. 100 anni di vita persa per il mio ideale di giustizia. L'impegno e il coraggio del giudice Borsellino in un docufilm scritto e diretto da Deborah Scalzo. Paolo Vive, da domani al cinema, è un ritratto commovente di un eroe moderno, un film che ricorda alle nuove generazioni che la vera giustizia è un impegno continuo e collettivo. Nell'opera, realizzata anche con la collaborazione della Catania Film Commission, interviste intime, testimonianze inedite e filmati d'archivio sul giudice Borsellino, interpretato magistralmente da Bruno Torrisi. La difficoltà nasce dal fatto di confrontarsi con un personaggio reale e molto più grande di noi, no? Certamente. E quindi la responsabilità è quella di non strafare o di non voler fare per forza a tutti i costi il protagonista o l'attore. E quindi sì, ho un po' ragionato per cercare una maniera più discreta di rendere un'immagine sincera. All'interno del progetto, oltre a Fiammetta Borsellino, a Roberta Gatani, la nipote, che parla della casa di Paolo, la farmacia Borsellino, che adesso è nata la casa di Paolo, quindi loro aiutano questi ragazzi su strada ad avere una vita migliore. Luciano Traina, il fratello di Claudio Traina, Antonio Vullo, che è l'unico superstite della strage di Via D'Amelio. Insomma, abbiamo avuto tante personalità importanti che hanno dato il loro contributo. L'anteprima italiana di Paolo Vive si terrà domani a Palermo, il 20 ottobre a Siracusa e a Catania. A dicembre partirà anche la distribuzione internazionale con un tour che toccherà l'Europa, il Regno Unito, la Nuova Zelanda, l'Australia, il Brasile e il Nord America, con proiezioni speciali a Los Angeles, New York, Toronto e Vancouver. I pensieri mi hanno permesso di poter svolgere profondamente il mio lavoro. Ma il mio lavoro a molti non andava giù. Questo pomeriggio nell'aula magna del liceo classico Cutelli a Salanitro è stato presentato nell'ambito degli Erasmus Day il progetto Reimagine Education, promosso con il punteggio massimo su 750 progetti. Il progetto è rivolto a tutta la comunità scolastica e in particolare a un gruppo di studenti cui viene data la possibilità di partecipare a esperienze di mobilità, con l'obiettivo di rafforzare la dimensione europea e la qualità dell'insegnamento. 5 i paesi coinvolti: Irlanda, Francia, Olanda, Croazia e Portogallo.
E Francesca Aglieri Rinella, la nuova vice segretaria del gruppo cronisti siciliani di Assostampa Sicilia. 43 anni, catanese, cronista del quotidiano La Sicilia. Francesca Aglieri succede a Mariano Messineo. Ha voluto iniziare il mandato ricordando Natale Bruno, vice segretario del gruppo di specializzazione del Sindacato Unitario dei Giornalisti, prematuramente scomparso lo scorso anno, è nostro collega di Telecolor. Noi adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport. Il Catania sta preparando la partita di Foggia, una gara che si preannuncia ad alto tasso di emotività per la morte dei 3 tifosi pugliesi che ha creato grande commozione, un aspetto di cui Toscano dovrà tenere conto. Francesco Triolo. Sarà una partita ad alto carico di emotività ed intensità a Foggia-Catania. Il club pugliese sta attivando diverse iniziative per ricordare i 3 tifosi morti in un incidente e l'intero incasso sarà devoluto alle famiglie delle vittime. E anche il Catania ha rinunciato alla propria quota parte dell'incasso prevista dal regolamento. L'ingresso in campo delle squadre avverrà con 3 minuti di ritardo per un momento di raccoglimento dedicato ad ognuna delle vittime. Poi sarà il campo a parlare ed i rossazzurri sanno che si troveranno di fronte a una squadra da poco affidata a Tezzolino Capuano che giocherà col coltello tra i denti per onorare al meglio il ricordo dei 3 tifosi. Toscano quindi dovrà lavorare anche sull'aspetto mentale e psicologico della sua squadra per prepararla al meglio anche all'ambiente che si troverà allo Stadio Zaccheria. Sul fronte squadra il tecnico etneo non dovrebbe cambiare granché rispetto alla gara contro l'Altamura. Toscano sta valutando una serie di alternative, soprattutto per il ruolo di trequartista o di appoggio alla prima punta, anche se Jimenez ha dato ampie garanzie nell'ultima partita. E per la partita Foggia-Catania vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Sicilia. I tagliandi per tutti i settori dello stadio Zaccheria verranno emessi solo per i residenti della regione Puglia. Bene, per stasera è tutto, questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Arrivederci e buona serata.